Continua l'attività di confronto di Confartigianato in sede provinciale, regionale e nazionale tesa a sollecitare la revisione dello strumento fiscale degli studi di settore e la trattativa in corso ha permesso di raggiungere importanti risultati. Sentiamo sul tema Claudio Miotto, presidente di Confartigianato Veneto nonché vicepresidente nazionale dell'organizzazione. Presidente, c'è questo problema degli studi di settore, c'è una trattativa in corso molto intensa nella quale Confartigianato è protagonista. Che tipo di disponibilità avete trovato nella controparte? La risposta sintetica è disponibilità all'ascolto e a tutti quegli elementi propositivi e di conoscenza che noi siamo in grado di portare. Anzi, ci viene richiesta questa collaborazione da parte dell'Agenzia Generale del Veneto, sto parlando. Ci sono delle persone attente, sanno che viviamo in un contesto di difficoltà economica, sanno che gli elementi conosciuti per il 2007 non saranno gli stessi per il 2008 che dichiareremo con gli studi di settore del 2009 e pertanto ci sono disponibilità e ci sono attenzione e c'è l'attenzione affinché noi possiamo portare quegli elementi di conoscenza che, non nascondo, ancora oggi siamo in difficoltà noi stessi a sapere. Li sapremo quando andremo a compilare i studi di settore nel 2009 per l'esercizio 2008. Quello che si chiede è che quello che negli anni in cui si cresceva esercizio dopo esercizio e là dove non si era congrui c'era un automatismo di verifica da parte degli uffici, che questo automatismo non sia tale, ma salvo che non si vada a ricercare poi altri elementi che fanno percepire una reale evasione o un mancato reddito. E sull'argomento è intervenuto anche il presidente di Asso Artigiani Giuseppe Sbalchiero, ribadendo la necessità di una sospensione degli accertamenti da studi di settore o almeno l'utilizzo di questi strumenti puramente a livello orientativo. In particolare Sbalchiero chiede che venga valutata in modo tangibile la crisi in corso, con l'introduzione di indicatori congiunturali in grado di misurare le repentine contrazioni di ricavi, i rincari delle materie prime e gli aumenti dei costi dell'energia. In tale contesto, secondo il Presidente, è opportuna una valorizzazione dell'osservatorio regionale sugli studi di settore. E anche Sbalchiero sottolinea poi come sia già importante un primo risultato raggiunto da Confartigianato in questa trattativa, vale a dire la prossima applicazione di correttivi basati su un questionario della Società per gli Studi di Settore, nel quale viene chiesta una serie di elementi indicativi della crisi. Correttivi di cui i contribuenti potranno già tenere conto nella prossima dichiarazione dei redditi.